Secondo il direttore editoriale del Dicastero Vaticano per la Comunicazione, Andrea Tornielli, l'incontro sulla protezione dei minori che si svolge in Vaticano è destinato a lasciare il segno per la presa di coscienza da parte di tutta la Chiesa delle conseguenze drammatiche e incancellabili provocate sui minori che li hanno subiti. Per la prima volta il tema viene affrontato in chiave globale secondo le diverse esperienze e culture. Il primo giorno il tema principale è quello della responsabilità dei vescovi nel loro compito pastorale, spirituale e giuridico. Il secondo tratterà soprattutto del render conto, discutendo le soluzioni da adottare in accordo con il diritto canonico. Il terzo giorno sarà dedicato all'impegno per la trasparenza nelle procedure interne alla Chiesa, nei confronti delle autorità civili, ma soprattutto di fronte al popolo di Dio. La conclusione dei lavori domenica è affidata a Papa Francesco. Quello che si celebra in Vaticano è innanzitutto un evento ecclesiale, un dialogo fra pastori in comunione con il successore di Pietro, spiega ancora Tornielli. Per questo la preghiera, accompagnata dall'ascolto delle vittime, scandisce ogni appuntamento. I primi 3 giorni di lavoro culmineranno nella liturgia penitenziale, perché di fronte all'abisso del peccato i credenti sono chiamati a chiedere perdono. Questo nuovo passo è per la Chiesa l'ultimo in ordine di tempo di una lunga serie iniziata poco meno di 20 anni fa con l'introduzione di leggi sempre più severe ed efficaci per contrastare la piaga degli abusi, procedure che hanno permesso di ridurre drasticamente il numero dei casi, come dimostrano tutti i report pubblicati di recente. Con l'incontro che si apre in Vaticano, la Chiesa indica così una strada non soltanto alle proprie gerarchie e alle proprie comunità, ma offre una sofferta testimonianza e un impegno preciso alla società, perché la protezione dei minori è questione che riguarda tutti, come dimostrano le impressionanti cifre sui minori abusati nel mondo.